Ciao a tutti, noi siamo le Faddies Neris e state ascoltando Misteris dal Friul, la serie podcast che indaga sui delitti e i misteri del Friuli Venezia Giulia. Petricor, l'odore del nord-est, la storia del mostro di Udine. Episodio 4, macabre conclusioni. Nel 1984, nel Cividalese, viene trovato il cadavere di un'altra donna, Maria Bukovac, anche lei morta per strangolamento. Nello stesso anno viene uccisa anche Matilde Zanet, strangolata, trucidata e lasciata in un campo di grano, esposta alle intemperie e alla fame degli animali selvatici, tant'è che quando il suo corpo viene ritrovato risulta molto difficile riconoscerlo, giacché è stato divorato dai topi. Nello stesso anno, poi, 2 giorni prima di Capodanno, Stojanka Joksimovic, prostituta che si faceva chiamare Sonia, giace in mezzo a un campo. È stata strangolata anche lei. Il suo ventre è stato martoriato da dei tagli longitudinali. Le dinamiche della morte delle 3 sventurate sono le medesime, già osservate nei delitti fin qui esaminati. Il mostro di Udine ha colpito ancora? Le prostitute di Udine nutrono ora un sincero timore per la loro stessa vita, sconfortate dal fatto che la giustizia sembra non considerare queste morti. Si riuniscono dunque, prendono coraggio e vanno a testimoniare. Le forze dell'ordine apprendono dunque che sì, c'è un uomo che tra queste donne è conosciuto per le sue maniere violente. È un cliente difficile, uno di quelli a cui piace umiliare le donne, con cui si accompagna e spaventarle a morte. L'uomo un trentenne di Fagagna è un falegname, si chiama Gianluigi Sebastianis. Sembrerebbe che il mistero sia risolto, che ci sia finalmente un colpevole, ma ancora una volta un inaspettato colpo di scena ci riporta alla realtà. Sebastianis si dice colpevole solo per l'omicidio di Matilde Zanet. Non conosce le altre donne e si dice estraneo ai fatti. Il magistrato esorta l'uomo a parlare anche delle altre vittime. Collaborando alle indagini, infatti, potrebbe avere uno sconto di pena. Eppure niente, Sebastianis continua a dichiararsi innocente. Sicuramente non può aver ucciso Stojanka, dal momento che si trovava già in carcere per l'omicidio di Matilde durante l'omicidio della donna. Torniamo per un istante al principale sospettato, il chirurgo nevrotico, quello che nei giorni di pioggia impazzisce, che non ha mai fatto mistero di non avere una buona considerazione delle donne. Perché non è mai stato arrestato? Sembra assurdo. Tutti gli indizi indicano che il colpevole potrebbe essere lui. Perché nulla è stato fatto? Semplice, perché non ci sono mai state prove a carico di quell'uomo così misterioso e inquietante. E i carabinieri, seppur nutrano un forte sospetto nei suoi confronti, non possono agire senza nulla osta della procura. Ancora una volta, una svolta nelle indagini è possibile grazie alla collaborazione dei familiari e delle amicizie delle vittime. Fedra Peruk, la figlia ormai cresciuta di Marina Lepre, ha conservato lo scialle che la madre indossava la sera del suo omicidio. Lo consegna alla trasmissione Chi l'ha visto, poiché venga esaminato con le nuove tecnologie di cui nel 2014 il nostro paese è dotato. Lo scialle, dunque, viene messo sotto esame dai RIS, ma l'esito è negativo. Tutto ciò che viene ritrovato è, infatti, un cappello, il quale sarebbe un indizio fondamentale per lo svolgimento delle indagini, se non appartenesse a Marina,
la vittima. Ma non è finita qui. I carabinieri, nel 1990, avevano consegnato alla famiglia di Marina una scatola con degli effetti personali della vittima, che non erano stati utili alle indagini e potevano dunque essere resi ai suoi cari. Nel 2014 Fedra prende coraggio e apre quella scatola per lei colma di dolore e di brutti ricordi. Al suo interno una collanina, un anellino e una chiave. Bizzarra quella chiave, non apre nessuna delle porte della casa della madre, nemmeno quella dei suoi nonni. E se appartenesse al suo assassino? Se fosse stata nella tasca dell'uomo che, una volta chinato sul cadavere della vittima, l'avesse perduta senza accorgersene? D'altronde quella notte era buio e pioveva a dirotto. Sarebbe potuto essere successo. Le indagini vengono riaperte e i carabinieri ottengono finalmente il permesso di varcare la soglia della porta di casa del chirurgo e di suo fratello, l'avvocato. Se quella chiave apre una qualsiasi porta dell'abitazione dei due, finalmente ci sarà un colpevole. Ci siamo. I carabinieri provano e riprovano, ma le serrature delle porte sono state cambiate anni prima, dice loro l'avvocato. Nel 2014 il chirurgo, ormai anziano, muore. Il caso è nuovamente archiviato, dal momento che il principale indiziato è deceduto. Ad oggi non c'è ancora un colpevole e probabilmente mai ci sarà. Non è nemmeno chiaro il numero delle vittime, né tantomeno se i loro omicidi siano stati commessi da un'unica mano. Io sono Elena Spagnolo e avete ascoltato Petrichor, l'odore del nord-est, la storia del mostro di Udine. Podcast realizzato dalle Fadis Neris. Scritto da Beatrice Del Zotto. Montaggio a cura di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Regia di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Introduzione musicale a cura di Sara Santoro. Un ringraziamento a Dario De Santis e Alexander Edward, in coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.